Seconda corsa dal Savio, cavalli di sole femmine di 4 anni, Zeniatia Lux, Zolabad, Zeta Spritz, Zamora Fonzia, Paolo Jet, Zarakaf, Zinwise S, macchina che stacca velocissima dall'esterno Zarakaf che cerca di convergere ma le rientra Zeta Spritz, la costringe all'esterno per il momento, a contatto rimane Zia Paola Jet che serra sotto e costringe Zarakaf a cercare posizione più indietro, ma interviene Zeniatia Lux che chiude il varco e quindi rimane al largo Zarakaf e quindi Zeta Spritz che ha chiuso favorita, completa il quarto iniziale in 29,2, seconda posizione per Zia Paola Jet, all'esterno rimane Zarakaf, mentre per corsie esterne c'è anche Zinwise S che lascia in coda Zamora Font con all'esterno Zolabad. 45,4 per i primi 600, guida Zeta Spritz, Andrea Farolfi in sediolo, in seconda posizione si mantiene Zia Paola Jet, per corsie esterne fin dalle prime battute Zarakaf con in schiena Zinwise S, le due goccia d'oro, poi al largo anche Zolabad che lascia in terza posizione alla corda Zeniatia Lux, in quarta Zamora Font. Intanto se ne va il chilometro iniziale completato nell'ordine dell'1:15,1. Tiene andatura costante Zeta Spritz, nessuno riesce a farsi luce per il momento. Gli avversari all'esterno non sembrano in grado di impensierire Zeta Spritz che ora imprime una accelerazione con un parziale in 14,2. Zia Paola Jet segue il ritmo mentre lungo la corda c'è anche Zeniatia Lux. 300 alla conclusione, muove anche Zinwise S dalla seconda pariglia, completamento delle piegate, ingresso in retta d'arrivo, in vantaggio si presenta Zeta Spritz, Zeta Spritz contro Zia Paola Jet che ha un problema, poi si ingamba nuovamente a centropista e ci prova, si difende però Zeta Spritz, finale con Zeta Spritz che vince ancora su Zia Paola Jet, Zeniatia Lux al terzo. 1:14,2 e 28,4 a chiudere il ritorno al successo per Zeta Spritz, Andrea Farolfi che raddoppia così la vittoria ottenuta in apertura di convegno con l'outsider Avion Daghi, ora da favorito con Zeta Spritz, non si smentisce, viene a vincere anche questa seconda al Savio, in percorso di testa. Sicura fin sul palo Zeta Spritz, Zia Paolo Jet ha avuto un'incertezza all'ingresso in retta d'arrivo, ha cercato di rimediare ed è tornata aggressiva nel finale ma non ha potuto nulla contro Zeta Spritz che ha chiuso davvero forte. Terzo posto lungo la corda per Zeniatia Lux, la vittoria quindi per Andrea Farolfi, il training di Andrea Sarzetto, la quota di 2,36 al totalizzatore.